Siamo con il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa. Alcuni cittadini hanno utilizzato lo strumento dei social network per ricoprirla di insulti per un argomento che lei ci spiegherà adesso. Il fatto è che quest'anno la sagra di San Carlo Borromeo a Ponte della Priula non ha il Luna Park. Sì, sono stata coperta di insulti, mi hanno anche detto che sono una maledetta comunista. Vabbè, non importa. Non lo so se non ci saranno le giostre, nel senso che avevamo fatto un piano per posizionarle proprio in centro paese e predisponendo anche la chiusura temporanea per i momenti in cui serviva di via Tempio Votivo. Poi probabilmente perché comunque la capienza di queste due aree, che sono due aree private, che sarebbero state comunque messe volentieri a disposizione, non poteva garantire la presenza di tutti i giostrai che volevano partecipare. Loro al motto o tutti o nessuno volevano andare in un'altra area sempre privata. Evidentemente la documentazione che hanno presentato non era coerente con l'effettiva posizionamento di questi spettacoli viaggianti, per cui non, il SUC, che è lo sportello unico del commercio, e anche la polizia locale, che è quella di Conegliano, non hanno potuto dare chiaramente l'autorizzazione. So che addirittura volevano che si posizionasse un'attrazione che faceva frittelle accanto a dei giochi gonfiabili, cosa che è impossibile anche solo nel pensiero. Le regole vanno rispettate, io le ho sempre rispettate, non si può continuare a chiedere certezza delle pene, pene sempre più gravose, e poi quando è il momento di seguire dei regolamenti semplici andare contro il sindaco che li fa applicare. Fate quello che credete. Volete continuare a offendermi? Non è un problema mio. Giostrai, volete presentare domani il vostro piano coerente con quelle che sono le normative? Nessuno vi dirà di no. Fatelo, e anche se è l'ultimo giorno cercheremo in tutti i modi di aiutarvi, ma se volete invece ingenerare sempre questo malumore, queste offese di tipo personale, sappiate che non arrivano a ledermi in alcun modo. Le cose importanti della vita purtroppo sono altre e io le vedo tutti i giorni.